Lampedusa in marcia per ricordare la tragedia del 3 ottobre del 2013. Era infatti il 2013 quando un barcone carico di migranti si inabissò davanti all'isola dei Conigli. Oggi il ricordo delle vittime dell'immigrazione con la marcia che raggiungerà il monumento Porta d'Europa ed un momento di raccoglimento per ricordare la tragedia in mare. A Lampedusa sono arrivati oltre 100 studenti provenienti da 15 istituti scolastici italiani che hanno raggiunto l'isola per partecipare alle iniziative del 3 ottobre. Presenti anche alcuni dei superstiti di quel naufragio. Il sindaco Salvatore Martello chiede che quella data diventi giornata europea in memoria delle vittime dell'immigrazione. Noi siamo qui come ogni anno, ha detto il sindaco, ma questa volta il governo non c'è. Nessun rappresentante del governo è infatti presente nell'isola oggi per la giornata della memoria e dell'accoglienza. Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto, ha detto ancora il sindaco. Mi chiedo perché raccontare cose non vere, perché informare la gente di cose che non ci sono, perché tentare di cancellare la memoria e il ricordo. E poi l'attacco al governo nazionale che non ha finanziato il viaggio di alcuni studenti sull'isola ed il Ministero della Pubblica Istruzione non ha concesso il patrocinio all'iniziativa. Se il Parlamento italiano ha votato questo benedetto giorno della memoria, perché non celebrarlo? Infine ha lanciato l'appello. Perché l'Europa non può riconoscere il giorno della memoria per tutta l'Europa, il messaggio che deve uscire è uno e solo: il ricordo non si può cancellare.